Metti un dolce in comune, anzi tanti dolci, magari realizzati dalle mani delle donne che vivono a Rossano Veneto. Le ricette, tutte in un volume, il cui ricavato è destinato ai veneti schiacciati dalla crisi. Un'idea avuta dal sindaco Morena Martini in accordo con la nostra Mirella Tuzzato, la paladina della solidarietà di Rete Veneta, e si è mossa un'autentica macchina da guerra in nome del bene per il prossimo. Questo dimostra quanto è conosciuta la grande famiglia di Rete Veneta e soprattutto quante ragazze giovani. Io stasera ho visto tantissime ragazze giovani che hanno fatto queste torte, queste meravigliose torte. Vuol dire che anche la gioventù, se la sai prendere, risponde. Grazie veramente, grazie al sindaco Morena Martini che ha avuto questa bellissima idea, questa iniziativa per aiutare ancora di più la grande famiglia di Rete Veneta. Le donne di Rossano hanno risposto entusiaste. Non è detto che questo sia l'unico libro che pubblicheremo, può darsi che sia il primo di una lunga serie pubblicati per aiutare gli altri. Tante le donne che hanno partecipato a questa iniziativa, giovani e giovanissime, come la piccola Lara di soli 8 anni, una delle protagoniste del libro di ricette. Cosa basta fare per aiutare concretamente gli altri attraverso questo libro? Allora, dovete telefonare in comune e acquistarne una copia, costa solo 10 euro. Sottolineo solo perché è un gesto d'amore, tutti i soldi verranno devoluti a Mirella, telefonate in biblioteca al comune oppure all'ufficio segreteria e ci metteremo d'accordo su come farvelo avere. Buon Natale! Insomma, basta davvero poco per aiutare il prossimo.